stiamo infornando il pane. Il pane di casa è diverso di questo. Noi lo investivamo con le mani, non con la macchina. E lo facevamo rotondo. Spezzo che ce lo faccio. Ora si fa con le macchine. È diverso. Ma prima come si faceva? Ci racconti un po' in passato, cosa si ricorda? Mi ricordo che facevamo con le mani. Che pugna, Con le mani e la maglia. Poi li impanavamo e stava 2 o 3 ore per lievitarsi, perché ci mettevamo solo lievito madre. Non c'era altro lievito prima. Poverina. Poi facevamo le focacce prima. Per vedere se era pronto il forno e poi Per infornavamo. vedere se il forno Era pronto. Prego signora, può continuare, per noi è un grande piacere assistere alla preparazione del pane di casa. Quindi, cosa stanno facendo? Stanno infornando. Prima di infornare Io anni ci sono. Scusi? la brace davanti al forno perché era un forno di casa, diciamo noi. E poi fra un quarto d'ora si toglieva la brace e si faceva finire di cuocere per un'ora. Era buonissimo. Era buonissimo, ancora mi avete di stare. Grazie signora, può ripetere il suo nome? Giuseppina. Signora Giuseppina, grazie, è una... Di niente, è stato pure un piacere per me. E per tutte le persone che l'hanno ascoltata. Non lo so, Una forse donna- ci sono le critiche. No, una donna che lavora con il cuore, con la passione, non può che ricevere complimenti. Complimenti che li facciamo noi in prima persona Grazie, e tutti i nostri amici di Bella grazie a Sicilia. voi. Quanto tempo deve rimanere nel forno? Almeno mezz'oretta. Mezz'ora. D'accordo, allora ci vediamo tra poco per vedere il pane Con sfornato. piacere, con piacere. Continuate a seguirci. È arrivato il momento? Sì, è arrivato il momento che il pane è pronto da sfornare. Si sforna il pane. Allora, ci racconti questa fase, quindi la parte fornatura del pane. E il pane ora è cotto. Si sforna ed è pronto da mangiare. Ne prendiamo uno, lo tagliamo a metà E e a facciamo metà, vedere. con l'olio e l'origano e va bene. Con grande piacere. Mettiamo qua un po' di carta. Mettiamo un po' di olio quindi. Un po' di origano. Un po' di origano, un po' di pepe. Ed è un grande spettacolo. Restate con noi fino alla fine del video, guardate. Mentre facciamo il pane cunzato, tutto improvvisato, non avevamo organizzato Ma nulla. una cosa inaspettata è Inaspettata. stata oggi. Intero. È caldo che nemmeno si può tenere. Non che c'è la carta. Ce lo mettiamo un pochettino di sale. Sì.
Pane cunzato appena sfornato, che gusto ha un pane del genere? Assaggiatelo e Lo vedete. assaggeremo con grande piacere, ma assaggiate. lei cosa ne pensa lei? A me mi piace perché ho una vita che me lo mangio. Questo è pure quello che facevo a casa. Era lo spuntino di un tempo? Tuttora presente, ma uno spuntino antico? Ancora è piacevole, che sempre il pane si mangia sempre. Grazie signora, arrivederci, Arrivederci. buon appetito a tutti. Grazie, grazie. Ora qua è caldo caldo ed è più buono. Assaggiatelo che è buonissimo.